di essere qui questa sera, pochi ma belli. Dennis Evolani, 43 anni, di Montecchio scuola di interprete e traduttore, corrispondente in lingue estere. Ho studiato inglese, francese, tedesco e spagnolo e questo mi ha permesso di girare tantissimo il mondo negli ultimi 17-18 anni. Ho visto tantissimi paesi, tantissime aziende, ho lavorato come direttore commerciale a capo area e oggi sono agente di commercio sempre per l'estero. Ho visto realtà virtuose, meno virtuose, dal nord al sud, dall'est all'estremo oriente, e vorrei portare questa mia esperienza in regione per le aziende, le piccole e medie imprese che sono al cuore del Veneto. Permettetemi, tra il 2009 e il 2013 hanno chiuso 9.786 imprese artigiane, che sto guardando in faccia un artigiano. Hanno lasciato a casa 28.000 persone. Nel 2013 il Veneto ha perso 3.219 imprese. E poi il Veneto che cosa ha fatto? L'altro giorno, gli ultimi 5 anni il territorio vicentino ha visto sparire 50.000 posti di lavoro e la nuova finanziaria ci porterà via 400 milioni di tagli di fondi. Ma non preoccupatevi, perché tanto per un certo periodo pagherete il 50% al pedaggio della Pedemontana e molto probabilmente vi regaleranno anche un canotto, così quando si allagherà la casa saprete cosa fare. Sono entrato nel Movimento 5 Stelle perché ho vissuto sulla mia pelle la cattiveria della burocrazia italiana, l'accanimento di quello che è una fiscalità che ci tratta come bestie, come cani al guinzaglio, che se non paghiamo veniamo solo che bastonati e perdiamo tutto. Sono persone come queste che hanno costruito l'Italia. Sono persone come queste che hanno costruito l'Italia, che 50, 60, 100 anni fa si sono spaccati, hanno lavorato e hanno costruito quello che abbiamo. I miei nonni, qui c'è mia madre, i miei bisnonni, se li guardate, ok, sono italiani, non sono veneti, ma i nostri veneti hanno fatto lo stesso. Hanno sorriso. Chi di noi oggi è in grado di prendere la bandiera italiana, la bandiera veneta e esporla con fierezza? Loro sì. Questi maiali che abbiamo al governo hanno distrutto il nostro passato. Non hanno rispetto per persone come quelle, non hanno rispetto per noi e tanto meno avranno rispetto per il futuro dei nostri figli e nipoti. Uso una parola fatta. Che gli agnelli diventino leoni. Non si può pretendere che tutti lo diventino, però vi chiediamo di permettere a noi di diventare dei leoni feroci per sbranare questi schifosi lupi che ci stanno uccidendo. Grazie.